Alleati leali ma scomodi significa che ci batteremo per la questione morale, contro la corruzione, contro i privilegi che nella Regione Veneto ci sono. Solo così si cambia a vantaggio dei cittadini. Ne dico una per tutte: via i vitalizi per i condannati. Questo non è possibile, che i consiglieri condannati non decadano da consiglieri ma si portano a casa a spese dei cittadini. Via la corruzione dagli appalti, perché se no non si mette in moto l'economia sana. Via dalla sanità i privilegi, per fare in modo che la sanità sia un diritto di tutti e non bisogna aspettare se non hai soldi, al contrario se ce li hai vai avanti e scavalchi gli altri. Insomma, un Veneto diverso, un Veneto che punti a tutelare gli onesti a danno dei furbi che hanno massacrato il nostro paese. La differenza col centrodestra in Veneto, ed è il laboratorio Veneto che il centrosinistra sta facendo, che c'è una coalizione che appoggia il candidato Moretti a partire dal nostro Veneto civico, dove saranno presenti gli esponenti dell'Italia dei Valori, che non sono un cartello elettorale, non devono fare il regolamento dei conti come accade nel centrodestra, ma al contrario devono portare avanti un progetto nell'interesse dei cittadini.